questa edizione di conseguire un riconoscimento davvero dovuto all'attrice Pilar Fogliati, che nel 2022, lo scorso anno, ha fatto conoscere non solo professionalmente ma anche soggettivamente la nostra città, affermando e dichiarando in più occasioni che Chioggia è un gioiello, è un posto che quasi non ci credi quando sei lì. Chioggia è un gioiello perfetto per gli innamorati, è un luogo magico. Sono tutte frasi, insomma, ecco, che abbiamo così riveduto nella stampa e in media. È una città che cinematograficamente è perfetta, piena di canali, viuzze che poi si chiamano calli, meravigliosa per un film d'amore ma anche per un noir. E come non ringraziarla per questo affetto e per questi complimenti? Ecco che all'unanimità abbiamo deciso di conferirle un premio speciale fuori concorso, che le consegneremo molto probabilmente il prossimo mese, visto che era impossibilitata ad essere qua oggi. Non potendo quindi venire, ci ha riservato questa bella sorpresa. Se qualcuno magari del pubblico la vuole filmare, poi buonasera a tutti, sono Pilar Fogliati e purtroppo non sono lì con voi, però sono profondamente lusingata di questo premio, del premio Accoglienza dell'anno, perché per me, diciamo, c'è qualcosa che mi continua a richiamare alla vostra regione, a Chioggia, dove ovviamente io ho lasciato il cuore, ed è una città che non pensavo che avrebbe fatto così tanto parte della mia vita, e appunto, come mi hanno detto, non è una piccola Venezia, è una grande Chioggia. Sono molto d'accordo con questa frase, e mi dispiace tantissimo non essere lì. Spero di venire presto per ritirare il premio, e vi mando un grandissimo abbraccio e vi ringrazio per avermi nominata, insomma, per aver deciso di dare questo premio a me. Sono davvero felice, perché per me Chioggia non poteva che essere teatro di una storia d'amore, di una commedia. In generale il cinema deve continuare a raccontarla perché è meravigliosa, e quindi per me, insomma, il fascino di questa città mi ha completamente incantata, e quindi spero di godermela anche l'estate, ed è quello che farò appunto per venire a ritirare il premio in persona. E quindi vi auguro una bella serata e spero di incontrarvi tutti presto. Grazie mille.